Buongiorno al telefono, Ciro Di Mari, polesano d'origine che abita a Mosca, e a lui vogliamo chiedere la situazione in questo momento in Russia, come va, la situazione vaccinale, eccetera, eccetera, eccetera. Buongiorno Ciro. Allora, il dato di ieri del telegiornale, il numero di infetti è 8.200. Se consideriamo su una popolazione di 146 milioni, il dato è buono. Ricordiamo che solo qualche settimana fa era 13-14 mila. Il numero di guariti è pressappoco uguale, forse leggermente superiore al numero di infetti, quindi la situazione è abbastanza buona. Per quanto riguarda il vaccino, la cosa più importante, visto i problemi, le polemiche sorte con AstraZeneca, fino adesso Sputnik V non ha dato effetti collaterali, se non piccole febbriciattole e dolori muscolari nel luogo dell'iniezione, ma stupidaggini, cose che succedono con tutti i vaccini. La cosa più importante, ecco, che ci differenzia purtroppo dall'Italia è che qui tutte le attività sono aperte. Si è optato per non distruggere l'economia, che già di per sé era in una situazione abbastanza critica. Le misure di prevenzione restano severe, obbligo di mascherina, severe multe per chi non le indossa, obbligo di distanza, ristoranti aperti ma a capienza limitata. Abbiamo visto che i tour operator russi si stanno muovendo e stanno proponendo destinazioni particolari, naturalmente non includendo l'Italia. Hanno sia la Turchia che la Grecia e altre, la Tunisia, eccetera. E quindi c'è la libertà di movimento in questo momento? Ma ci sono, adesso non so di preciso, ci sono 15 destinazioni aperte con cui è stato stilato un accordo bilaterale, tra cui la Turchia, che era sempre stata una meta privilegiata del turismo russo. Ecco, ma questi sono accordi singoli bilaterali che vengono stipulati tra i singoli stati, là dove almeno a giudizio delle autorità sanitarie non ci sono evidenti problemi di infezione. Ecco, resta da vedere l'opportunità di queste scelte, chiaro, però a questo punto però qui è una considerazione soggettiva, non possiamo rischiare quello che sta succedendo in Italia di distruggere completamente l'economia. Si parla di una scadenza per quanto riguarda il ritorno alla normalità. Qualcuno prospetta che magari a ottobre, novembre, settembre anche la Russia potrà ritornare a un regime normale come il 2019? No, nessuno è in grado di stabilire o prognosticare una data precisa. Senz'altro tutto dipende dal numero di vaccinazioni. Si spera di raggiungere la soglia del 60-65%, che così darebbe una possibilità di successo a questo vaccino. C'è da dire che i russi sono abbastanza scettici, I russi fanno fatica a vaccinarsi, non è così evidente la cosa come sembrava. Ecco. Grazie a Ciro Di Mari, naturalmente ti ringraziamo per la disponibilità, ti aspettiamo qua in Polesine, so che sei innamorato della nostra terra, e a te buona giornata e grazie veramente. Ciao ciao.